Natale le iniziative di solidarietà. A Favara la parruccheria Mimì Hair Fashion di Domenica Palamenga in piazza Vespri 6 ha organizzato un evento intitolato A Natale mettiamoci il cuore, dedicato ai bambini disabili, condividendo una giornata di gioco e di inclusione. Calogero Castellana, promotore dell'iniziativa, ha collaborato con delle associazioni del posto. Ascoltiamo in proposito lo stesso Calogero Castellana. A Favara in piazza Vespri, a Mimì Hair Fashion parruccheria, si è svolta la giornata di solidarietà intitolata A Natale mettiamoci il cuore, rivolta soprattutto, ma non solo, ai bambini disabili. Calogero Castellana. Allora, secondo me parte tutto da un concetto molto semplice: ci vuole una buona motivazione per alzarsi la mattina e fare quello che facciamo ogni giorno, che è il nostro lavoro. Questo ci permette di farlo con energia e con grande voglia di andare avanti e di mettere impegno. Questa è la motivazione per il quale noi ogni anno dedichiamo anche una giornata, anche solo una giornata per questioni anche di tempo e di lavoro, ai bambini disabili. È stato bello perché ci siamo uniti tra clienti, parenti, amici, mamme delle persone disabili, ci siamo dati una mano d'aiuto ed è stato veramente interessante questo tipo di collaborazione. Ci si è messi veramente insieme e ci siamo divertiti, abbiamo cantato, siamo stati insieme, abbiamo tagliato capelli e l'abbiamo fatto con una grande voglia, cioè, è stato bellissimo. Hanno partecipato tanti bambini, quindi un'ampia aggregazione sociale all'insegna dell'inclusione sociale dei bambini disabili. Certo, credo che questa sia una cosa importante, credo che abbiamo bisogno di collaborare ed aiutare il prossimo. Oltretutto questa cosa ci mette veramente una grande energia. Noi nel nostro lavoro lo facciamo ogni giorno, cerchiamo sempre di essere vicino alle clienti e quando lo fai per queste motivazioni è una cosa che ti riempie il cuore. Si tratta di una esperienza che avete già svolto negli anni precedenti e che pensate di ripetere anche in occasione delle prossime stagioni natalizie e festive. Per quanto mi riguarda, io occasioni del genere le ripeterei ogni giorno perché ci aiuta tantissimo. Sì, questo è il quarto anno che noi facciamo questo tipo di manifestazione, che a Natale mettiamoci il cuore. Negli scorsi anni abbiamo fatto una raccolta fondi, siamo stati vicini a delle associazioni, abbiamo donato dei soldi, abbiamo donato dei beni primari che aiutassero comunque alle famiglie più bisognose o chi non se lo può permettere comunque di trascorrere un buon Natale. In conclusione, come testimoniano le immagini in onda, il momento più caratteristico dell'evento A Natale mettiamoci il cuore. Il momento più caratteristico è quando ti vede arrivare il bambino là davanti e capisci veramente che un semplice taglio di capelli ti può rallegrare il cuore. Vedere sorridere quelle persone mi ha veramente emozionato ed è una cosa che rifarei ogni giorno della mia vita. È il giusto senso e il buon senso per fare bene il nostro lavoro. Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state accanto, tutte le persone che hanno partecipato, soprattutto i bambini che sono stati con noi e con cui abbiamo vissuto questa bellissima giornata e questa bellissima esperienza. Le associazioni che ci hanno aiutato, che ci hanno portato i bambini, tutti gli amici, tutti i clienti e tutte le persone che sono messe a disposizione e soprattutto ringrazio i bambini che sono Luigi, Valentina, Stefania, Alice e Totò, che mi hanno veramente con un piccolo sorriso mi hanno aperto il cuore.